la serata con il saluto finale di tutti i suonatori. I saluti li ha già fatti prima Gianfranco Meloni, ovviamente a nome di Assozio Launedda Sardegna. Ringrazio ancora una volta tutti i partecipanti, vi ricordo che noi proseguiamo dopo, quello di sotto, dopo questo saluto finale abbiamo un piccolo rinfresco, un piccolo convido per tutti e poi proseguiamo con i balli sempre in questo piano. Domani dalle 10 nuovamente sempre qui all'ex vetreria di Pirri i laboratori di costruzione delle Launeddas, al pomeriggio dalle 17 i laboratori invece di ballo capitanese col maestro Cristiano Cani e con il gruppo Fedora Puzzu di Selargius. Assozio Launedda Sardegna che ha, mentre salgono tutti, vi ricordo che Assozio Launedda Sardegna, come diceva prima Gianfranco Meloni, ha 120 soci suonatori, però è difficilissimo mettere insieme 120 persone che ognuno a proprio modo, non ognuna però a gruppi, portano avanti un'anima, una voce, che a loro volta fanno parte di altre associazioni, cioè che ciascuna delle quali ha trovato un suo modo di portare avanti il suono delle Launeddas, partendo sempre dalla matrice tradizionale, ma trovando ciascuna associazione, ciascun suonatore a proprio modo la tecnica, la maniera più congeniale a loro per riuscire ancora ad adattare la musica ai tempi che corrono, alle nuove feste, alla nuova società di oggi, mantenendo sempre però in vita questo strumento. Prego, salite. Ah, state lì. Ah, ok. Sto tornando a parlare perché aspetta pochissimo. Benissimo, lasciamo che arrivino finché tutti insieme in cerchio qua, avvicinatevi. Bene, lascio lo spazio per questo saluto finale ai suonatori di Launeddas, di Assozio Launedda Sardegna. Vi ricordo che continuiamo domani ci saranno i suonatori di oggi, in parte alcuni saranno oggi, non sono presenti e ci saranno domani, quindi vi rinnovo l'invito a restare con noi sia più tardi che nella giornata di domani. Grazie.